forse pochi sanno che la vera storia di Giulietta e Romeo non si è svolta a Verona come Shakespeare ce l'ha narrata nel corso dei secoli, ma la vera storia è nata qui in Friuli, e precisamente un'ambientazione particolare proprio Villa Otelio di Aris di Rivignano, una puntata particolare di Guarda che Stella dedicata alla storia, la vera storia appunto di Giulietta e Romeo in salsa friulana, e come sempre, visto che il tempo a nostra disposizione è tiranno, l'intro. Non sarebbe di Verona la paternità di Romeo e Giulietta. La storia dei due innamorati, resa immortale da Shakespeare, fu ispirata da una novella ambientata in Friuli e scritta da Luigi da Porto, nobile vicentino ma friulano da parte di madre. Lo studio della letteratura di Luigi da Porto, in particolare da parte del professor Cecil Klug, ha consentito di ricostruire la storia dei due amanti e del loro impossibile amore, nato e vissuto in Friuli Venezia Giulia nel 1500, dove all'epoca la famiglia Savorgnan era ricca e potente. Luigi da Porto e Lucina Savorgnan, entrambi membri, sia pure di due rami distinti della famiglia Savorgnan, sono i veri protagonisti del dramma shakespeariano, ispiratosi direttamente alla novella dello stesso Luigi da Porto, Giulietta. È una vicenda nata a Udine, la storia dell'infelice amore, sbocciato nel tragico carnevale del 26 febbraio 1511, fra Luigi da Porto, legato ai Savorgnan del Torre per parte di madre, e Lucina Savorgnan del Monte, che fa il suo debutto in società cantando e ballando, incantando il capitano di cavalleria Luigi da Porto di stanza a Cividale del Friuli, su mandato della Serenissima Repubblica di Venezia. I due protagonisti, Lucina e Luigi, Giulietta e Romeo friulani, vivono un amore reso impossibile dalla rivalità delle famiglie, al tempo di una sanguinosa rivolta popolare, passata alla storia come la Zobia Grassa. Una grave ferita riportata in battaglia presso il Natisone a Manzano il 20 giugno 1511 costringe Luigi a ritirarsi nella sua villa di Montorso Vicentino, mentre alcuni anni dopo Lucina sarà indotta, per ragioni di pace politica, a sposare Francesco Savorgnan del Torre. Luigi, capitano d'armi ma anche fine letterato, nel 1517, in ricordo della promessa d'amore all'amata Lucina, scrisse la novella Giulietta, accompagnata da una lunga dedica alla giovane Savorgnan. Tradotta sia in francese che in inglese, dopo diverse rielaborazioni, la novella giunse nelle mani di Shakespeare, circa 70 anni dopo che la trasformò in una tragedia teatrale di valore e risonanza mondiale. Lo studioso inglese Cecil Klug ha dimostrato che i protagonisti della novella di Da Porto non hanno consistenza storica, né vissero realmente nella Verona del Trecento. Ragioni di prudenza politica, di salvaguardia dell'identità reale dei personaggi e di riservatezza personale indussero Luigi a retrodatare le vicende al 1303 ed a ambientarla a Verona. Il racconto invece sarebbe la trasposizione autobiografica della storia d'amore dell'autore, pertanto dietro Giulietta e Romeo si celerebbero Lucina e Luigi stesso. Gli studi sono stati completati e pubblicati da Albino Comelli e Francesca Tesei con il libro Giulietta e Romeo, l'origine friulana del mito, confermati e parzialmente ampliati anche dalle ricerche di altri autorevoli studiosi, nonché dall'accurata pubblicazione Il volto gentile della patria, commissionata dalla provincia di Udine, stampata in 5.000 copie nelle versioni friulano-italiano e friulano-inglese e presentata a settembre scorso, corredata da un'efficace mostra ora itinerante nei luoghi della vicenda. Anche la provincia quindi ha promosso e valorizzato la conoscenza degli eventi storici del periodo, della vera storia di Giulietta e Romeo e delle località friulane in cui si è consumata. A tale proposito, nel comune di Rivignano, in modo particolare nel borgo di Aris, c'è stato un certo fermento di attività e iniziative per rendere omaggio a Giulietta e Romeo friulani nel 500° anniversario del loro amore. Chiediamo al vice sindaco architetto Edi Baronto Aldo di parlarcene. È necessaria una premessa di inquadramento locale per annunciare, per introdurre che Aris e tutto il territorio comunale hanno vissuto una lunga storia legata ai Savorgnan. Questa zona già nel 1300 era feudo della potente famiglia e l'attuale villa è stata un castello fortificato la cui importanza storica e strategica
ed è caduta solo dopo la costruzione della fortezza di Palmanova nel 1500, alla fine del 1500, quando appunto il nostro Castello di Aris è stato lentamente trasformato in una villa signorile. Il Castello di Aris è un caro e prezioso bene che viene riportato anche nello stemma del nostro comune, lambito dalle acque del fiume Stella. Fanno parte del compendio della villa anche i magazzini del sale, un raro esempio di archeologia industriale del 1400, quando i Savognani ottennero dalla Repubblica di Venezia il controllo commerciale appunto di questa sostanza che risaliva lungo il fiume, allora maggiormente navigabile di quanto lo sia adesso, per essere commercializzato nell'entroterra. Anche la chiesa di San Giacomo, prospiciente alla villa, fa parte del bene architettonico ed è anche questa struttura è stata concepita e realizzata dai Savognani nel XV secolo, attorno al XV secolo. Villa e chiesa che furono la casa e la chiesa anche di Lucina Savognani. Difatti Lucina Savognani abitò all'inizio del 1500 in questa residenza con la madre dopo la morte del padre Giacomo, ed è proprio per questo che a sostegno del progetto L'origine friulana del mito e della storia di Giulietta e Romeo, che appunto non sono altro che Lucina Savognani e Luigi da Porto, che l'amministrazione comunale di Rivignano, coadiuvata da alcune associazioni, in maniera particolare dalla Proloco di Aris, dalle associazioni locali Parnò di Smentea e Vivi lo Stella, ha messo in atto una serie di iniziative per promuovere quella che sono le nostre radici, quello che è il nostro territorio, quello che è la nostra storia. Quindi già all'inizio del 2010 si è tenuto proprio ad Aris di Rivignano un primo convegno per la presentazione della ricerca di Albino Comelli e Francesca Tesei, Giulietta e Romeo, l'origine friulana del mito. Prendendo spunto da questo approfondimento e prendendo spunto anche dalle indicazioni che stava dando il Comitato per il 500° di Giulietta e Romeo, che nel frattempo si era formato, ad Aris e a Rivignano ci fu un certo fermento, un fermento che portò a una serie di iniziative, ritengo non da poco. La prima fu la stampa e la diffusione di migliaia di cartoline, la prima cartolina, credo, dedicata a Lucina Savognani e alla sua residenza di Rivignano. Questa è stata solo un'anteprima, perché ce n'è ancora tanto, c'è tanto da raccontare, c'è tanto da vedere. Questa, come detto, è soltanto un'anticipazione di quello che poi nelle prossime puntate porteremo a conoscenza a voi gentili telespettatori. La 10ª puntata di Guarda che Stella termina qui. Continuate a seguirci numerosi anche attraverso i canali di YouTube e poi, come sempre, la nostra pagina Facebook. Cliccate Guarda che Stella mi piace. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata con i programmi della nostra rete televisiva. Arrivederci.